e benvenuti al Museo dei Campionissimi per una giornata, una mattinata molto speciale perché inaugura un weekend dedicato al compositore novese Romualdo Marenco. L'amministrazione comunale infatti ha deciso, in occasione del centenario dalla morte del compositore, di organizzare una 2 giorni di studi in compagnia di relatori davvero qualificati e illustri per approfondire questa figura che ha dato tanto non solo a Novi ma alla storia della musica. Quindi voi sapete che abbiamo da anni un festival musicale dedicato al compositore, abbiamo anche un teatro cittadino che è in restauro dedicato al compositore, ma non tutti sanno chi è stato e che cosa ha dato alla musica e alla storia italiana. Quindi abbiamo cominciato oggi con voi, con le scuole, per un approfondimento storico-musicale su questa figura, su questo nostro antenato novese davvero famoso. E lo facciamo con 2 relatori di eccezione che sono lieta di presentarvi, che sono i professori Antonio Rostagno e Marco Stacca, musicologi dell'Università La Sapienza di Roma, che saranno con noi oggi, qui con voi, e anche domani, perché il convegno prosegue nella mattinata di domani presso la Biblioteca Civica di Novi. Ora lascio la parola al sindaco di Novi, Rocco Mugliere, che vi porterà i saluti istituzionali della città. Buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore alla cultura Cecilia Bergaglio per aver organizzato queste 2 giornate insieme al nostro centro culturale Capurro, la nostra biblioteca, perché credo che sia opportuno conoscere prima di tutto chi sono stati i cittadini illustri della nostra città. Mi capita spesso di incontrare persone che pensano che la via Girardengo sia intitolata al famoso corridore Girardengo, e invece non è così, come voi sapete. E capita spesso appunto di passare nelle strade della nostra città e non conoscere chi è stato quella figura a cui è intitolata la via Pietro Isola, piuttosto che appunto via Girardengo o altre vie della nostra città. Noi, come diceva l'assessore, abbiamo il nostro teatro Romualdo Marenco, che speriamo, anzi siamo certi che apriremo il prossimo anno dopo tantissimi anni che è rimasto chiuso. Lo stiamo restaurando, un bellissimo teatro che è intitolato appunto a Romualdo Marenco. La nostra banda cittadina, il nostro corpo musicale cittadino si chiama appunto intitolato a Romualdo Marenco, la banda Romualdo Marenco. Ecco perché è utile conoscere questa figura, la storia di questa figura. È stato davvero un grande musicista, un grande compositore e appunto ce lo spiegheranno i professori, che ringrazio per la loro presenza. Domani si continuerà questo convegno in biblioteca con altre relazioni, oltre a quelle che ci presenteranno questa mattina. Sono giornate di studio. E era doveroso da parte nostra soffermarsi sulla figura di Romualdo Marenco. Come diceva l'assessore, noi tutti gli anni organizziamo un festival dedicato a Marenco, un festival di musica classica, e che abbiamo cercato di portare all'interno della città. Molti di questi spettacoli si tengono nelle piazze della nostra città. È un momento importante di cultura, di incontro tra la musica e i cittadini. Io mi auguro sempre di più i ragazzi, perché è giusto ascoltare ogni tipo di musica, ma anche la musica classica e in questo caso la musica di Romualdo Marenco, che è straordinaria e bellissima. Io racconto solo questo e poi termino. Ho avuto la fortuna di assistere al balletto Excelsior, che è una delle opere più famose di Romualdo Marenco, al Teatro Regio di Torino, ballato da Carla Fracci. Per me è stata un'emozione straordinaria perché vedere il ballo Excelsior ballato da Carla Fracci, che è la ballerina più famosa forse al mondo, è stata davvero un'esperienza straordinaria. Un ballo composto, appunto, musiche composte da Romualdo Marenco.
un nostro concittadino, di cui noi dobbiamo essere fieri e orgogliosi. E quindi conoscere meglio questa figura credo che sia doveroso, e bene abbiamo fatto ad organizzare queste 2 giornate. Era appunto un atto doveroso nei confronti di Romualdo Moretti. Quindi buona giornata e grazie di essere qui. Ricordavamo più o meno 10 anni fa. Allora, io in questa oretta circa, ora abbondante che passeremo insieme, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, e quindi cercherò di fare un'attività molto diversa da quella che ci sarà domani, che è più, usiamo questa parola accademica, questa parola, però domani è un po' più formalizzata. Oggi cerchiamo di essere dialoganti. Allora, ai ragazzi siete anche di diversa età, quindi non è facile riuscire ad interessarli tutti. Probabilmente non tutto quello che diremo vi interesserà, ma una cosa abbastanza importante è che io conosco qualcosa di voi, non soltanto che voi stiate a sentirmi in maniera, come dire, oggettiva e distaccata. Per cui sollecito sempre, se ci sono delle domande attinenti a ciò che stiamo raccontando, delle domande, delle curiosità, di alzare la mano e di parlare, in qualunque momento. Poi riserveremo anche qualche momento alla fine, poco prima di mezzogiorno, invece proprio per domande più normali. Però anche durante le nostre, anche durante le nostre parole, se ci sono delle puntualizzazioni, vi prego, non ragionatevi neanche verso i professori che vi hanno accompagnato o verso i vostri compagni, ci alziamo, ci fermiamo. Siete di età molto diversa e anche di competenze molto diverse. Non parleremo tanto di politica, cerchiamo di parlare un po' di questo periodo storico in cui si colloca la storia del mondo. Intanto è una storia molto particolare, anche molto triste. La conoscete poi, lui individualmente? È una stranissima cosa che assomiglia molto, una stranissima percorso esistenziale, una stranissima biografia che assomiglia molto a quello di tante pop-star moderne. Non che io voglia fare un parallelo tra la musica dei balli di ballo grande del fine 800 e il pop attuale, è tutto completamente diverso, 2 società incomparabili. Però la storia, come gli è andata la vita, assomiglia a quella di certe pop-star attuali, che per 10 anni, 20 anni sono sotto i riflettori di tutto il mondo, ma poi, forse anche per una ingenuità di non saper progettare il proprio futuro, quando si diventa famosi molto giovani, anche per come i calciatori oggi, no? Succede spesso, per l'incapacità di progettare il proprio futuro, poi la propria vita, perché non si è stati capaci a progettarla. Ed è un po' quello che è successo al povero Maretto, il quale ha finito gli ultimi suoi anni veramente molto tristi, insomma, in una situazione molto disgraziata. Continuava a chiedere sussidi alla città di Novi per poter curare, per poter viaggiare. E una persona in cui era andato veramente in tutto il mondo. Dovete immaginare che negli anni 80, ora parleremo di questi anni 80 dell'800, una strana coincidenza, assomigliano tanto agli anni 80 del Novecento. Gli anni 80 del Novecento sono quelli che hanno un po' distrutto l'Italia. Beh, già negli anni 800, più o meno, con Cristo, succedeva già la stessa cosa. È strana coincidenza, abbastanza così. Allora, cosa succede? Che noi guadagniamo moltissimi soldi e in quegli anni 80 il ballo Excelsior arriva ad essere eseguito in tutto il mondo, è una delle cose più eseguite ed è seconda soltanto al Trovatore di Venezia. Cioè è più eseguito il ballo Excelsior che non la Carmen di Bizet, la cosa più famosa dell'universo. E noi pensiamo, ma come faceva un uomo che è diventato così famoso a finire povero in canna, che deve chiedere quasi l'elemosina ai suoi concittadini? È successo per il fatto strano, particolare, che la legge sul diritto d'autore non tutelava ancora il suo lavoro. E quindi lui guadagnava al momento, quando i teatri non c'era in scena qualcosa, e poi non c'era un guadagno continuo. Ed è una cosa che, se voi andate a vedere le pop star attuali, molto spesso succede la stessa cosa. Vi siete mai chiesti, adesso siete ancora molto giovani, ma quando poi avete magari 15 anni di più, vi chiederete, ma quello che mi piaceva tanto a 15 anni, ma che fine ha fatto? Perché sarà cancellato dalla storia, quello che adesso sentite tutti i giorni, tra 5 anni non ci sarà più. Questo è così, la vita sta sistema. E più o meno alla Maria è successa la stessa cosa. Tutti si sono dimenticati di lui, non della sua musica, ma di lui, della sua sorte, tanto che è finito in questo modo. Perché sono partito da questo? Perché Marengo, secondo me, non il caso Marengo, il fenomeno del ballo grande
è un fenomeno eminentemente popolare. Attenzione, cosa vuol dire popolare nell'Ottocento? Un fenomeno popolare nel senso che ritrae molto bene l'Italia di quel momento, che era un'Italia piena di contraddizioni. Vi prego però di cercare di fare attenzione. Io cerco di portare adesso, in questi pochi minuti, cerco di portarvi il clima di quel momento, anni 80, 90 dell'Ottocento, quindi benissimo, è stata fatta da poco, e cercherei, mi piacerebbe che voi riusciste a riportare anche al vostro quotidiano, perché non è così remoto. Quello che è successo in quell'origine dell'Italia è qualcosa che ha avuto un'influenza diretta sul nostro e anche sul vostro modo di vivere ancora adesso, oggi. Marenco è uno di questi testimoni involontari di queste gigantesche contraddizioni con cui è nata l'Italia. La prima contraddizione è questa. Andiamo, poi Marco Pacca invece entrerà più proprio sulla figura di Marenco e anche lui raccontandola. Io invece sono un po' più da storico, forse un po' più noioso, sarò per voi, però la mia funzione è quella di introdurvi in questo panorama storico. Dicevamo, Marenco come specchio delle contraddizioni di questa Italia. La prima contraddizione dell'Italia, vi prego, almeno questo vorrei che cercaste di capirlo, perché è una cosa che man mano che continuerete i vostri studi, vi tornerà questo problema di cui parlo ora. L'Italia era giovanissima. Marenco debutta negli anni 70, si era appena risolta la cosiddetta questione romana, cioè Roma capitale, non era capitale d'Italia, perché era Torino, poi a Firenze, Torino fino al 75, poi si sposta a Firenze dove rimane per 6 anni. Nel 71 si risolve la questione romana, Marenco debutta poco dopo. Pochi anni dopo il primo successo è Siena, che è nel 76, quindi qual è il problema che avvertono la generazione più vecchia? Avverte un problema che noi viviamo quotidianamente oggi. Il problema è che tutta la generazione che era nata all'inizio del secolo, cioè quelli più vecchi di Mazzini, quelli più vecchi di Marenco, la generazione di Mazzini, di Garibaldi, di Verdi, era distanziata come età più o meno la distanza tra me e voi. Immaginate che voi siete l'età di Marenco, la generazione, e io sono la generazione di Verdi, Mazzini, Garibaldi. Più o meno era questo il rapporto. La generazione di Verdi, Mazzini e Garibaldi, i più vecchi, avevano immaginato un'Italia dal basso, cioè prima si fa la nazione, poi si fa lo Stato. Adesso spiego cosa vuol dire. Prima si fa la coscienza collettiva, cioè ci sentiamo cittadini, non ci sentiamo fratelli perché siamo nati qui, ci sentiamo cittadini perché ci riconosciamo come simili, non perché siamo nati sulla storia, non per il sangue che mi tiene ai miei fratelli, ma perché ho deciso di essere stato, di essere insieme. Questa è l'idea che ha Verdi, che ha Mazzini, che ha Garibaldi. E infatti criticano molto fortemente questo attaccamento alla zolla, no? La zolla vuol dire piccolo particolare. Quindi che cosa si sforzano di trasformare questi primi? A riconoscersi in qualche valore collettivo. Allora io prima decido di essere nazione, poi faccio le strutture dello Stato, cioè le leggi, gli organi di governo. La nuova generazione sono pragmatici. Vi faccio solo un nome della nuova generazione che quando studierete questo periodo storico vi ritornerà molte volte. Si chiamava Crispi, Francesco Crispi, che sarà capo del governo per lungo tempo, pieno di scandali, poi finisce anche uno scandalo di corruzione della banca romana, perché si era fatto pagare la campagna elettorale da banca d'Italia. Crispi è più giovane e lui ha un'altra idea, ha l'idea che invece prima si fa lo Stato, cioè le leggi, e le imponiamo ai cittadini, poi i cittadini si aggiusteranno. Li faremo troppo i cittadini. Prima facciamo l'Italia, poi facciamo gli italiani. Invece Verdi voleva il contrario, prima facciamo gli italiani, poi facciamo l'Italia, Stato, le leggi, la forma. Qui si apre un problema, e qual è questo problema? Il problema è che vi accorgete ancora oggi, come uscite dalla proprietà privata, dove tutti siamo, questa è la mia proprietà, allora la devo curare bene, come usciamo dalla mia proprietà, andiamo nella proprietà pubblica, ma quella non è roba mia. E allora il pullman va male, scrivo sui muri, il degrado ambientale, me ne frego di fare la raccolta differenziata, perché intanto appunto chi se ne importa. Vedete che tocca ancora il vostro quotidiano?
Questa idea di aver fatto prima lo Stato e poi i cittadini che non si sono affezionati allo Stato, vi tocca ancora il vostro quotidiano, perché l'Italia è stata fatta così. Abbiamo fatto prima lo Stato senza curarci di fare i cittadini che non sono mai stati. Ed è un problema sostanziale, che non siamo affezionati allo Stato. Mazzini diceva, la mia nazione deve essere il luogo che io stimo. Io devo avere non amore fanatico, ma devo stimare lo stato in cui sono, cioè pensare che sia lo stato migliore in cui posso vivere, in cui scelgo di vivere. E questo è un problema radicale. Che cosa succede? Che la generazione di Marenco si trova totalmente disorientata. Si trova disorientata tra cosa? Tra una parte che parla di internazionalismo, di europeismo, di apertura, un'altra parte che invece parla di nazionalismo, colonialismo, perché Cristi comincerà anche il colonialismo in Africa, e quindi possesso, individualismo, prima apertura. Poi si trova il povero Marenco dentro un'altra contraddizione radicale tra i progressisti senza limite, progresso del progresso, positivismo, il progresso, il bene dell'umanità e il progresso, per il progresso, e gli altri che magari dicono no, un momento, se il progresso porta a un peggioramento, io sono antiprogressista, torniamo all'antico e sarà un progresso, così dice Verdi. E lui si trova in mezzo lì, nazionalismo e antinazionalismo, o internazionalismo, progressismo e antiprogressismo. Poi si trova in un altro momento di contraddizione tra le classi. In Italia non c'è l'Ottocento di lotta di classi, non c'è l'Ottocento. Però lui si trova in mezzo in questo momento in cui comincia la coscienza di classe in Italia. Ed è un altro momento molto interessante per capire Marenco e il suo coreografo Manzotti. Dunque Marenco diventa famoso sempre, non sempre, ma la trilogia in coppia con Manzotti, che è Excelsior, Amor e Sport. Tra parentesi, secondo me Amor Excelsior è più noto, è più popolare, come diceva il sindaco. Amor è più raffinante. Allora, la terza contraddizione è questa, che in Italia cominciano a formarsi delle tendenze di classe, anche l'indirizzo ideale. Da una parte ci sono le vecchie classi che difficilmente vorrebbero accettare il potere. L'Italia è stata fatta da loro. Ma ci sono due movimenti popolari che spingono fortissimo dal basso, fortissimo, e sono tra loro anche non vorrei dire in concorrenza, ecco, che sono il movimento popolare cattolico e il movimento altrettanto popolare socialista, che nascono intorno agli anni 80, quindi proprio gli anni in cui Marenco è al centro dei riflettori, e si trova in un'altra contraddizione. Cioè è veramente l'Italia che sta cominciando a girare in un caleidoscopio. Non solo, c'è un altro problema. Ci sono in Parlamento gli unitaristi e i separatisti. Voi pensate che sia una novità di oggi? Ma i separatisti nascono all'indomani dell'unità d'Italia, subito. Nicotera, la consorteria toscana, Nicotera, i meridionalisti, ci sono subito. Il povero De Santis, Francesco De Santis, ricordate di questo nome perché era illuminato, Francesco De Santis che provava a tenere il meridione dentro, e c'era invece tutta un'altra parte di parlamentari di sinistra che invece vedevano già con l'europeismo, no? Non siamo più italiani, siamo europei. Dall'altra abbiamo addirittura, non siamo neanche italiani, siamo toscani, siamo veneti, quindi anche quella contraddizione che ancora c'è oggi, così come quella contraddizione per cui noi non ci sentiamo cittadini, non amiamo lo Stato in cui siamo, nascono in quel momento lì. Quindi vedete che tocca il vostro quotidiano. Forse qui a Novi, no, perché a Novi è molto, la situazione è molto bella, la città è molto contenuta, ma dove abito io a Roma, la difficoltà si percepisce, la difficoltà del disamore, della disaffezione del cittadino per lo Stato, è difficile, è quasi inarrestabile. E nasce il cittadino. Bene, insomma, è una bella differenza. Davvero? Non si vede. Adesso vediamo di entrare nello specifico. Queste sono le grandi contraddizioni, queste sono le piccole contraddizioni. Le piccole contraddizioni che si registrano anche in termini di legge.
visto che la maggioranza delle risultanze donne, queste ragazze, la condizione femminile. La condizione femminile per capire l'elenco è fondamentale. Io non posso dilungarmi troppo, ma il ballo di cui parlava il sindaco, che lo ha reso famoso, Excelsior, è la contraddizione, la competizione tra la luce, che rappresenta la ragione e il progresso, la luce, e l'oscurantismo. Non è un caso che la luce sia femmina e anche raffigurata con una sensualità molto ostentata, un aspetto molto fiorente, con un vestito molto affilato. Guardate che la moda non è un semplice consumo, la moda è un'espressione di mentalità tanto quanto una legge dello Stato. A chi la sa leggere, lo storico che la sa leggere, perché rivela qualcosa del non cosciente collettivo. Questo caso è anche più significativo perché è non cosciente, quindi va a essere anche più a fondo. La legge invece è quello che si è voluto fare, se può accettare. Allora, non è un caso che la luce venga raffigurata secondo la moda del momento e femminile, con gli attributi della femminilità molto ostentati. 1881, e poi rimane per tutto il futuro la lettura presentata al mondo. L'oscurantismo invece è uomo e non è raffigurato in costume di moda, ma in un costume quasi astratto, una specie di scheletro nero, che invece non rispecchia la moda del momento, è un cliché, è un luogo comune. Questo è molto importante. Allora la questione femminile. Poi andiamo a vedere, quindi la questione femminile è un inizio di emancipazione, anche di visibilità della donna. Ne parlerò a lungo. Ma dall'altra parte, lo speculare, perché se andiamo a vedere i Galatei, lo sapete cosa sono i Galatei? Vi prego, rispondete. Non esistono più i Galatei, nell'Ottocento erano la lettura quotidiana, soprattutto per le bambine. Allora, un galateo è un libretto, veniva pubblicato ai tempi di Aretino, dal 500, però nell'Ottocento ancora si pubblicavano nel primo Novecento, sono soprattutto per le donne e sono i manuali di comportamento in società. Venivano pubblicati e diffusi, proprio il manuale di cosa si poteva fare in società, cosa si poteva fare in privato, come si doveva comportare con il marito. In tutte le situazioni, tutte quelle che potete immaginare, voi donne prescrivere tutto, come dovete stare in intimità con il vostro marito, veniva prescritto dal poi ovviamente ognuno faceva quello che gli pareva, però il galateo era la formalità esteriore. Allora, da una parte vediamo l'emancipazione femminile, dall'altra andiamo a leggere i Galatei, e i Galatei dicono, li leggiamo insieme, delle cose che a mia vista, l'uomo del Novecento, sono più o meno agghiaccianti. Allora, questo lo saltiamo perché è per domani. Ecco, questa è una studiosa di storia delle donne e scrive che Michela Di Giorgio è una super intellettuale, ormai un po' avanti negli anni, ma una super intellettuale, che ha scritto tante cose sulla storia della donna nell'Ottocento. Questo è tra l'altro uno dei suoi libri, codici comportamentali non scritti. Questo non era nei Galatei, questo era nella morale comune, una netta divisione di spazi. Allora, per la donna lo spazio è sempre lo spazio privato, quindi la donna può fare società soltanto in casa, ma non fa politica, infatti non ci sono donne in politica nell'Ottocento. Lo spazio pubblico è quello maschile, cioè lo spazio in cui si fa la politica, la polis. Il Gineceo, guardate com'era, prima di arrivare ai Galatei, guardate com'era raffigurato per farvi comprendere come sta cambiando, ma al tempo stesso in contraddizione i Galatei la tengono legata. Così si raffigurava la donna nel 1863. Nel 63 siamo ancora in età garibaldina, c'è ancora, siamo poco dopo 20 anni, insomma, siamo ancora nel periodo risorgimentale, poco dopo c'è la guerra di indipendenza del 66. Le donne stavano a casa a cucire le giubbe rosse, gli uomini andavano al fronte a combattere e andavano con Garibaldi. E anche un'altra, eccola qua, le donne che invece non erano più elevate totalmente, stavano a casa a cantare tornelli, ma non andavano a fare la politica. Se andiamo poco più avanti, siamo nel 78, intanto vediamo un pittore che infatti va via dall'Italia a Parigi, un grande pittore, Giuseppe De Nittis è uno dei miei preferiti,
Ed ecco come raffigura la donna. Intanto è da sola, non ha più bisogno di un uomo ed è in uno spazio pubblico, non è più uno spazio privato. Ha un cane, che è un grande cane feroce, quindi dal senso del dominio, allora la donna è più forte, e guardate, dietro ci sono le donne invece di categoria meno emancipata che ancora fanno le guardie. Questa è l'immagine della donna nuova, la donna che sta spingendo per affermarsi sul piano pubblico. Andiamo ancora avanti e finalmente arriviamo all'Arenco. Questo è Boldini, 1880, guarda ancora con gli occhi dell'immagine femminile, perché poi viene dalla serie per capire la contraddizione. Adesso guardiamo cosa fa l'arte, guardate cosa fa Boldini, e siamo pochissimi anni dopo, un anno prima delle scelte. Eccolo qua, Sembra che sia passato un secolo, non 10 anni, sembra che siano passati 100 anni. E se andiamo avanti, ecco qua. Questo ormai è il nostro modo di raffigurare, e la luce in Excelsior sarà raffigurata più o meno così. Andiamo avanti, vabbè, inizi, se vuoi, quanto ne volete. Prima di vedere in musica, perché adesso vi ho fatto vedere la parte visuale, poi anche in musica i musicisti fanno esprimere la donna in un modo, il maschio in un altro modo, ovvio, come lo fanno i pittori, lo fanno i musicisti, in cui bisogna comportarsi con precise regole, per esempio non guardare il proprio ospite se non si è in compagnia di un altro uomo, non intrattenersi da soli con un ospite non conosciuto, insomma è regolata, anche la vita privata è regolata in un certo momento. Marenco, non so, il suo coreografo, lavorano in questo momento di passaggio. Allora, vediamo come vengono raffigurati i due elementi maschili, energia e declamazione sillabica, e invece un'ampia melodia femminile. Quando arriva la luce in Marenco c'è una bella melodia, si chiama con la appoggiatura melodica, che sono tutti gradi congiunti con una bella melodia seducente. Quando arriva l'oscurantismo, evidentemente invece abbiamo un carattere molto più pietroso, molto più antipatico. Melodia insistente su note e appoggiature, affermazione di singole sentenze ripetute, cioè viene ripetuta la stessa melodia con piccoli frammenti che si ripetono sempre uguali, come dire una persona che è razionalmente fissata sulle proprie convinzioni, e invece più archi melodici estesi per la connotazione femminile, eccetera, eccetera. Strumenti più violenti, più clamorosi, più rumorosi, più sonori per l'uomo. Raddoppio canto e archi cosa vuol dire? Vuol dire che si fa cantare la melodia femminile sostenuta, la stessa melodia viene cantata anche dagli archi, come se la donna fosse troppo debole e avesse bisogno di un appoggio. La voce femminile viene là. Guardate che non vi sto dicendo né che è giusto né che è sbagliato, lo storico non ragiona per giusto e sbagliato, vi sto soltanto dicendo come era la mentalità, che poi noi siamo diversi e che dal nostro pregiudizio di uomini moderni vi giudichiamo come antidiluviani, come anche questo è un altro discorso che sta a voi. Io faccio solo lo storico ed espongo quello che viene fuori, non dicendo che quello è sbagliato e noi siamo illuminati, siamo migliori. Noi certo, quasi un secolo e mezzo dopo, no, per niente. Andiamo avanti. Altra storia delle donne. L'Ottocento è il secolo del primato della parola maschile. Alle donne resta la pratica del controdiscorso. Il controdiscorso è la risposta, non la proposta. L'uomo, guardate qua, addirittura Leone XIII è il Papa, che succede a Pio IX. Chi di voi sa chi era Pio IX? Alzi la mano. Ripeto, chi di voi sa, almeno ha sentito parlare di un tizio che si chiamava Pio IX? È un po' difficile. Pio IX è stato un papa molto controverso, è stato il papa dell'unità d'Italia. Nel 1946 fa la famosa amnistia ai condannati politici e tutti lo prendono come un papa liberale, che farà l'Italia, combatterà con Garibaldi, farà tutt'altro. Poco dopo addirittura vieta ai cattolici di votare, di andare a votare. Quando l'Italia viene fatta, lui fa un sillabo degli errori della Chiesa e un non expedit, che vuol dire non si può fare, il cattolico non deve votare. E questo segnerà fortissimamente l'Italia, e è altro motivo di, ancora oggi continua, il dialogo mal riuscito sempre tra la Santa Sede e lo Stato italiano, e questo oggi è ancora un motivo irrisolto.
Leone XIII è già un avvenirista, fa un'enciclica che si chiama Rerum Novarum, delle cose nuove, quindi svecchia. Guardate questo innovatore, cosa dice? L'uomo ed è già un innovatore, Pio IX era un conservatore a confronto, quindi immaginatevi cosa diceva Pio IX. Questo è l'innovatore. L'innovatore dice: l'uomo è il capo della donna, che deve essere soggetta e obbediente al marito punto. E questo è un innovatore. Pensate Marenco che gli piazza davanti questa bella fanciulla e dice: questa mezza nuda è il progresso. Bel tosto, Ed ecco come nell'opera vengono raffigurate le donne, questa è Lorelai, poi poco dopo arriva Carmen, questa è Francesca da Rimini dell'assalto, questa, no, questo è un diavolo, saltiamo, questo, ci arriviamo dopo, ci torniamo dopo, questa è Carmen. Di nuovo devo chiedervi, per favore ragazzi, chi di voi conosce Carmen? Ha sentito parlare di quest'opera? Carmen. Alzate, non vergognatevi, sapete, vi dà l'idea, ditemi se sbaglio, scritto già qualcuno di più, mi sembra che tra di voi ci sia una specie di vergogna reciproca di mostrare di conoscere qualcosa. Guardate che conoscere non vuole dire essere dei mentecatti, vecchioni, antiquati, sembra che abbiate paura di mostrare che conoscete qualcosa verso i vostri amici. Ma cos'è? È un disdoro, è una cosa di cui vergognarsi conoscere un'opera? Non è una cosa di cui vergognarsi, non capisco. Ci sono cose che mi sembra di cui vergognarsi molto più incisive. Quindi mi pare un po' che state facendo un'autocensura. Che c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Scusate, io non mi sto divertendo, A me piace parlare con voi se ho un interlocutore, se vi fate i fatti vostri, non capisco perché siete venuti. È bruttissimo istituire questo clima quasi intimidatorio da parte mia verso di voi. Io ho iniziato dicendo: vi prego, facciamo un dialogo. Non credo di parlare di cose così fuori del vostro quotidiano. Qual è il vostro quotidiano? Mi sembra piuttosto chiedetemi qualcosa, ditemi: quello che ci stai dicendo secondo me non serve a niente, allora io vi spiego perché vi serve. O quello che mi stai dicendo a me non interessa nulla, e io vi spiego perché vi dovrebbe interessare. Ve l'ho chiesto in anticipo, per favore facciamo un dialogo. Non è un atteggiamento molto maturo quello di dire a priori il tuo dialogo non mi interessa. Il tuo dialogo non mi interessa dopo che ho capito le tue ragioni. Se già alla vostra età siete così, ma come andrete avanti? Allora, adesso c'è questo clima intimidatorio, tutti zitti. Prima, quando parlavo di cose importanti, tutti a farsi i fatti propri. Adesso che dico queste banalità, tutti zitti. Ma che modo è di comportarsi? Via ogni clima intimidatorio. Mi potete chiedere qualunque cosa, basta chiederlo con il tono giusto, senza sproloqui e senza parole fuori luogo. Però, adesso, ritorniamo alle cose prima. Questa è l'opera forse più famosa della storia. Qualcosina dovrete, alla vostra età siete giustificati a non conoscerla, ma andando avanti non più. Dovreste almeno sapere di che si tratta. È un'opera della svolta, ma non della svolta perché è bella. Anche tante altre opere sono anche più belle di questa, ma è un'opera in cui le questioni sociali sono affrontate tutte. Un'opera scritta da un compositore che ha appena passato un'esperienza rivoluzionaria alla Comune di Parigi, e ne esce e compone quest'opera che riassume un po' tutto e arriva in Italia nel 78, quindi gli anni di Marengo. Anche qui naturalmente c'è una figura femminile molto provocatoria, più che provocante, provocatoria. E invece in Italia abbiamo, sempre nel periodo di Manzotti e Marengo, questi grandi attori: Tommaso Salvini, Adelaide Ristori, che era la committente giapponese, quindi si porta qui a Novi. Il teatro italiano stava un po' stentando a rinnovarsi. C'erano questi grandi attori che, come vedete, sono molto lontani dalle immagini che vedevamo prima. L'Italia quindi è un'ulteriore contraddizione, perché il teatro di parola, il teatro di prosa è un po' conservatore, mentre il ballo grande, permette alcune, non vorrei chiamarle libertà, ma alcune
semplicità che il teatro non accetta. Questo è stato il più grande attore di teatro di prosa e il più grande interprete di Shakespeare. Shakespeare lo conoscete, almeno il nome l'avete sentito, vero? Lui è stato il più grande Otello della storia. Guardate, nella storia del teatro c'è un grande teorico che si chiamava Stanislavski, considerato il centro di tutta la recitazione moderna, che ha fatto un metodo, il metodo su cui hanno imparato tutti gli attori di Hollywood. Il primo che mi viene in mente, uno, ditemene uno, Robert De Niro, più giovani, Tom Cruise, tutti hanno imparato sul metodo Stanislavski, tutti. Il metodo Stanislavski è stato fatto su di lui. Quindi quello che voi vedete al cinema viene qui. Questo però è una recitazione ancora molto formalizzata, ancora molto antiquata. Ecco. Vedete cosa fanno invece le donne? Le donne sono queste. Nel periodo di Tommaso Salvini debutta Eleonora Duse. Eleonora Duse potete vederla anche in film. Se andate sulla rete, lei ha fatto una piccola particina in un film, quindi la potete, è molto vecchia, ormai si vede poco, ma si può ancora vedere al cinema. E nello stesso tempo la grande competitrice della Duse era questa meravigliosa donna, che era Sara Bernhardt, quella per cui è stata scritta La Tosca, poi Puccini fa l'opera, per cui è stata scritta molte cose, insomma. Ed era la donna della guardia. E qui arriva un altro problemino, mi piacerebbe parlarvene, questa Cleopatra, che guarda dentro la macchina, no? L'idea della donna che non deve, l'ho detto prima dei Galatei, che non deve guardare gli estranei, questa non frega di tutto, lei guarda dritta in macchina come fanno le stampe oggi, che si affermano, attenzione, bucano la macchina, no? Come si dice, bucano lo schermo, fanno i selfie. E questa è evidente che è una donna moderna, sì. Mi piacerebbe farvi un altro discorso, ma devo lasciare parlare Marco, perché la Sara Bernhardt ha un problema che ancora oggi è una piaga sociale delle giovani ragazze, e cioè l'anoressia. È una cosa strana che nasce in questo periodo. Nasce questo. Vi ricordate, avete visto quel film, purtroppo molto stupido, ma il personaggio non è affatto stupido, La principessa Sissi? Ve la ricordate chi era? Guardate, voi forse avete la memoria, se avete visto il film, di qualcosa un po' da brave bambine. La principessa Sissi è una storia tragicissima, non tragica. È proprio l'immagine, tanto quanto i bagni, l'immagine di una contraddizione irrisolvibile. È come Sara Bernhardt, è una storia molto simile. Sono le prime donne a cui lo Star System impone di mettere in mostra il proprio corpo e per questo loro odiano il loro corpo. Per cui lo martirizzano con la missione. È una strana cosa, no? Si esibiscono, però si autoflagellano. Riescono a viverlo dall'interno, noi siamo uomini, io non posso capirlo, ma penso che viverlo dall'interno sia la peggior, una delle peggiori, non l'unica, una delle peggiori distruzioni a cui si può rendere conto. E nasce in quel periodo, ancora oggi, risorta. Finiamo per lasciamo spazio a Marco e vediamo un po' di cose. Immagine della donna nuova, bisogna parlare. In questo periodo nasce un'altra cosa che si chiama psicanalisi. Freud è giovane, scrive i suoi primi libri negli anni 80 e sono soprattutto Adler è un allievo di Freud, sono soprattutto le nevrosi femminili, ripetere sempre gli stessi atti, anche se sai che sbagli, sai che mangiare poco ti distrugge, però continui a mangiare niente, sai che andare con una compagnia ti distrugge, ma continui ad andare con quella compagnia. Queste sono nevrosi fuori controllo. Sono affioramenti di un malessere, instabilità emotiva e disturbo bipolare. Il disturbo bipolare, se siete troppo giovani, non ve lo spiego perché è un po' spaventoso. Però sono le cose che registrano i psicanalisti in questo momento. La Duse, l'isteria. Luigi Rasi, che è un critico di quel momento, è anche un docente di recitazione, dice che la Duse usava una faccia convulsiva opposta a una rigidità, di nuovo questo martirizzare il corpo, l'occhio agitato. Questa è la Duse. Questa è la Duse, temperamento isterico. Allora, adesso andiamo al nostro Marengo e lasciamo tutto lo spazio a Marco che merita. Marco, prenditi pure le cose. Allora, no ragazzi, devo fare la conclusioncina, piccola, attenzione. Cos'ha importante il ballo grande che dobbiamo capire? Adesso vedrete delle proiezioni del ballo grande. Per noi è musicalmente e anche gestualmente, come gestualità, sono cose
separate dalla nostra vita, per noi sono inevitabilmente remote, non vi ci potrete identificare, perché è passato 150 anni, noi siamo completamente cambiati, abbiamo altri mezzi di comunicazione, il modo di usare le braccia, di usare il corpo per comunicare nostro è molto diverso da quello che usavamo noi. Se io voglio comunicare, vedete, anche chi non vuole, deve tenere le mani in tasca, a parlare con un vostro amico tenendo le mani in tasca, vedete che inevitabilmente dopo un po' le tirate fuori, perché abbiamo una gestualità. La gestualità non è istintiva, ma è indotta dall'ambiente in cui uno è. Quello è un altro ambiente, c'era un'altra gestualità. Però Marezzo e Manzotti capiscono una cosa, capiscono che la comunicazione attraverso la parola non è per tutte le classi sociali, è soltanto per chi ha già una cultura per comprendere la musica e una cultura per decodificare le parole. Se io vi recito questo verso per farvi capire come funzionano i libretti d'opera, cosa che Marezzo non fa, perché lui fa sul gesto, non sul canale, se io vi dico questa frase, dà adito alla luce, cosa vuol dire secondo voi? Dà adito alla luce. Bene, questo è un verso di Verdi per dire apri la finestra. Dà adito alla luce, dai spazio alla luce che entri. Capite che non è per tutti. Un operaio che impaglia sedie tutto il giorno, se gli dici dà adito alla luce, non ti apre la finestra. Non parliamo l'ultracotata turba che si imbraca. Che si imbraca. Guardate che questa è una situazione dantesca, ma non è questo il punto. Ma c'è anche un libretto d'opera. Vuol dire che sta arrivando una prepotente turba di guerrieri. Se io dico stanno arrivando dei nemici che mi attaccano, dico l'ultracotata turba che si imbraca, è che i nemici sono già arrivati, è già finita. Questo era il modo di comunicare dei libretti. Il Ballo Grande capisce che l'occhio, cioè la gestualità, arriva a tutti, anche ai non acculturati, non a un'elite di cultura, e a chi non ha competenza. La gestualità, la pantomima, così si chiama, la pantomima è l'azione senza parole, l'azione mimica. La pantomima è democratica, arriva a tutti. In Francia addirittura arrivano a dire che il melodramma, che è un misto tra pantomima e canto, il melodramma è l'educazione del popolo. Perché non dice l'ultracotata turba che si imbraca, non dice dare con la luce, ma lo mostra col gesto, senza parole e con la musica che è più emotiva e meno razionale. Questa è la grande qualità del Ballo Grande. Ecco perché davvero arriva a tutti. E qui chiudo il mio discorso dicendo questo. Io qua lo chiedo anche al sindaco. Patrizia, ne abbiamo già parlato tante volte. Marenco ha i suoi momenti di fulgore, e poi gli anni 90 si dimenticano quelli che esistono, nel momento in cui c'è la grande fiammata. Il socialismo italiano nasce negli anni 80, Costa, Genova, Torturati, eccetera. La capitale del socialismo italiano è Milano. Marenco lavora a Milano. Non è chiaro se ha avuto rapporti con il Partito Socialista o con i primi socialisti, non lo so, non ho mai capito questo. Non credo che abbia avuto rapporti con Martignano molto, perché è molto socialista, lo è rimasto. Però questo non contrasta con ciò che sto dicendo, anzi rafforza il fatto che Mazzini scrive una lettera, infatti arrivava Mazzini proprio adesso, Mazzini scrive una lettera dicendo: i miei amici nella giovane Italia mi dicono che devo parlare al popolo. E io parlerei anche al popolo, ma quello è una legge. E io come faccio a parlare al popolo? Ecco come faccio a parlare al popolo. La pantomima, la gestualità, è proprio davvero l'immagine di un egualitarismo comunicativo. Questa è una cosa molto interessante. Nell'Ottocento la comunicazione attraverso il gesto diventa un modo per commuovere le persone più ancora importante della parola verbale razionale. La fortuna del Ballo Grande, secondo me, in larga parte viene proprio da questo, perché aveva questa qualità di arrivare davvero come il teatro di varietà, di arrivare veramente a tutti, grazie alla gestualità e non alla parola razionale, che ormai a teatro era una parola estremamente gravata di arcaismi, di difficoltà. Allora Marco, andiamo direttamente, non c'è bisogno di applausi, vi prego, tutt'altro. Allora, quello che vi dico io parte da una considerazione del tutto personale.
Domanda, credo che tutti voi che siete arrivati qua avete fatto le scuole medie, giusto? Ok. Allora, presumo, mi auguro, se non è che avete pagato le licenze, mi auguro che non apparteniate a quelle generazioni. La domanda è questa: quanti di voi, penso tutti, perché nel programma avete fatto musica alle scuole medie? Bene. Quanti di voi hanno, diciamo, fatto tutti è tipo un brutto che vi esce? E beh, può essere, a volte succede. Quanti di voi hanno suonato, diciamo, sulle mani senza vergognarvi di vigliacchi? Quanti di voi hanno suonato flauto o tastiera alle scuole medie? Sulle mani? Tante vite distrutte. Allora, quello che... perché vi dico questo? Perché io insegno educazione musicale in una scuola media, da un po' di anni in realtà. E ho deciso, una decisione del tutto mia, personale, se mi prende il ministero mi mette a gabbio, però io ho scelto di non far suonare i miei alunni. Non perché dice, per rivoluzionari, chi se ne frega, non è quello che mi interessa. Quello che mi interessa è che chi vuole suonare, secondo me, ha una passione per la musica e poi fa in un luogo apposta, deputato a suonare, cioè il conservatorio, giusto? Ci siamo? Quindi perché io devo tenere 20 ragazzi agli arresti domiciliari e costringerli a fare quello che dico io? È la domanda. Da cui ho scelto, tra l'altro non farò sindaco, da cui ho scelto di orientare i programmi con i miei alunni su un problema fondamentale, cioè tutti i miei alunni, ma anche voi, siete immersi nell'ottica del digitale, della visione della musica, la musica che non si ascolta più ma si guarda. Ho necessità di parlare di un video musicale a un mio amico, non ho più necessità molte volte di fargli sentire una canzone, di sentire un brano insieme. Poi possiamo interrogarci anche sulle modalità di come sentiamo la musica. Per cui i miei alunni sono molto abituati a guardare la musica, a ascoltare la musica con gli occhi, a porsi delle domande su quello che guardo prima ancora che su quello che sento. I miei alunni, specialmente le classi seconde, lavorano molto, in altre parole, sul rapporto tra video e sonoro, ok? Studiano il montaggio cinematografico, studiano le inquadrature, il rapporto che c'è tra un'inquadratura e un momento musicale di un video, poniamo caso. Quindi oggi proviamo questo esperimento, provate a essere miei alunni per questa mezz'oretta. Come si è miei alunni? Prima di tutto si fanno sparire i telefoni, se no ve li incendio. 1. Secondo, voglio vedere facce partecipi, cerco di essere il più dinamico possibile. Io odio i miei alunni che stanno con la faccia giù, il segno di pentimento, come se mi avessero fatto qualcosa di personale. Invece no, voglio vedere facce belle, positive, attente e occhi aperti soprattutto. I miei alunni hanno queste due regole che sono le regole che do a voi. Di cosa mi occupo nel risultato di questo? Con l'occhio in macchina, Excelsior fra teatro e cinema. Perché ho scelto questo intervento? Apposta per quello che vi dicevo prima, perché voglio che impariamo a guardare, a capire come si guarda e a capire come anche si guarda un balletto a teatro e nel cinema. Perché Excelsior è finito in ben 3 film. Ora, dici, non potevano scegliere un altro, se non avessero scelto un altro, io non ne avevo nulla da dire, probabilmente sarebbero stati contenti. Però se l'hanno scelto un motivo c'è. Per cui vediamo alcune scene di questi film e diciamo le analizziamo, vediamo come ragiona il regista, come funziona il balletto all'interno di un film. Però bisogna partire da un presupposto che è questo, che il balletto non nasce per il film, ma nasce per il teatro. Questo mi sembra evidente. Allora bisogna farsi due domande su come è fatto un teatro, prima ancora di andare avanti, perché se no non capiamo nulla. Allora, un teatro è fatto come lo vedete, ok? Ha una ossatura a ferro di cavallo, dico sempre ai miei alunni che è un abbraccio, è un luogo dove nessuno si sente escluso, dove tutti sono partecipi di qualcosa che vedono insieme e condividono. Attenti al problema del vedere insieme perché è fondamentale. Dopodiché il teatro ha un limite preciso, ok? Che è quello del palcoscenico. Ci siamo, il pubblico è qua e gli attori sono qua sopra. Ci siamo? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire essenzialmente che c'è un posto dove io pubblico non posso accedere. Ci siamo?
Poniamo il caso dell'opera lirica, ok? Cantanti che per 2 ore anziché parlare cantano parole, ok? Attraverso dei suoni. Ora, chiaramente, se io non è che vado in un autobus e mi metto a cantare La donna immobile, perché mi prenderebbero per idiota e mi chiamerebbero il 118, va bene? Però se lo faccio in un teatro funziona e nessuno dice ah guarda quell'idiota che canta. No, quell'idiota lì su può cantare. Ci siamo? Ok? Che cosa voglio dire con questo? Che c'è un patto, questo è importante, fra il pubblico che guarda e chi è sul palcoscenico. A un certo punto in teatro, quando si spengono le luci, io accetto che quella che vedo di là sul palcoscenico è una realtà nella quale io devo assolutamente entrare, giusto? Dopodiché però vi ho messo qua varie foto, questo è l'inizio del palcoscenico, per farvi capire in realtà come il teatro abbia vari punti di vista. Chi sceglie il punto di vista del teatro? Lo spettatore che mette piede nel teatro e dice ah boh, io spendo 50 euro, che costo c'è per 50 euro? Un palco, bene, vado nel palco, 200 euro, me ne vado in platea. A seconda di dove io sono, ho un'inquadratura diversa nel palcoscenico, ve ne ho messo alcune, vedete che cambia la prospettiva, no? Da qui, da qua a questa, che è all'interno di un palco, vedete? E poi veniamo all'altra parte è quella del cinema. Io ho messo qua uno schermo bianco, ho raffigurato uno schermo bianco, volutamente, perché voglio farvi capire la differenza, ok? La differenza è sostanziale fra cinema e teatro. La prima cosa che bisogna dire è che sono 2 mondi distinti e 2 spazi. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se io guardo un film a casa mia, io sto a casa mia e quello che avviene nel film è un altro spazio, giusto? Vuol dire che se io guardo un film da telefonino mentre sono in autobus, qui non succede perché è piccolo, ma a Roma ti assicuro che puoi guardare tutte le serie televisive del mondo mentre vai da una parte all'altra. Io posso guardare un film, sono in 2 spazi differenti, gli attori sono nel loro e io sono nel mio spazio, ok? Dopodiché ci sono dei limiti. In teatro ci sono i limiti del palcoscenico, nel cinema ci sono i limiti dell'inquadratura. Ma qual è la differenza? Le 2 differenze fondamentali. Il primo è la luce. Ok? A casa io guardo i film senza spegnere la luce. Se io oggi guardassi uno spettacolo d'opera, quando vado a teatro e molte volte con la lucina del telefonino guardo il libretto per vedere a che punto sono arrivate, la vicina a fianco a me comincia a ruttare e a dire cioè, spegni la luce, perché dà fastidio. A casa mia io guardo il film con la luce. Ok? Il rapporto tra la luce del film, che c'è dentro il film, e la luce che c'è a casa mia è influente. Non è che se io accendo la luce gli attori, no, per piacere, spegnere. Ok? Funziona uguale. L'altro punto è che il film è un evento ripetibile. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire una cosa precisa, che io il film posso guardarlo 50 volte perché per il fatto che è impresso su una pellicola ed è sempre uguale a se stesso. Non è che io mi guarda, voglio proprio vedere le differenze tra... Guardo 2 volte, 9 settimane e mezzo, voglio vedere cosa c'è di differente. No, il film è sempre lo stesso, idiota, non è che cambia qualcosa. In teatro invece no, perché in teatro c'è l'unicità. Quello che io vedo una sera non lo vedo la sera dopo, perché c'è sempre qualcosa di diverso. Un artista può essere in posizione un pochino più avanti, un altro può mettere delle note sbagliate, un altro prende una stecca, ci siamo? È chiara la differenza? Bene. Dopodiché il problema del punto di vista. A teatro lo decide il pubblico, ma al cinema no. Al cinema è il regista che fa il lavoro che dovresti fare tu. È lui che sceglie cosa farti vedere e cosa non farti vedere. È lui che sceglie cosa puoi guardare e cosa non puoi guardare, perché è lui che sceglie come fare le inquadrature. Adesso però, come sempre accade, è accaduto anche fra me e mia moglie, siamo diversi a livelli inauditi, eppure continuiamo a stare insieme felicemente. Succede a volte che gli opposti si attraggono. Che cosa voglio dire? Che fra teatro e cinema, nei primi anni della storia, nasce una specie di simpatia reciproca. Le prime proiezioni dei film avvenivano nei teatri, perché i cinema sarebbero stati ancora da costruire, e costruire costa. Per cui usiamo un luogo che abbiamo già e adattiamo quello a quello che serve a noi.
Dopodiché il primo cinema replica gli spettacoli teatrali. Sapete perché? È molto semplice. Al teatro ci va la gente. Una cosa nuova, prima di diventare di popolo, di massa, ci mette un sacco di anni. Ok? Poniamo caso un artista che io odio, però lo dico qui, rimane tra me e voi, tanto siamo in famiglia, giusto? Gigi D'Alessio, ok? No, ragazzi, vi giuro che è odioso. Però il problema mio, sono in cura, per questo ve lo ricordo. È stato per 10 anni un fenomeno relegato soltanto a Napoli. A un certo punto è venuto fuori dalle case discografiche e dalla televisione, ok? Questo cosa vuol dire? Non è che Gigi D'Alessio è nato quando è apparso per la prima volta in TV. Già cantava, prima, ok? Poi come è diventato famoso, chiaramente tutti accorrono. Dopodiché c'è il problema del Corsal. Cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto il cinema, anziché fare le cose di cartapesta, le cose poco costose, inizia ad aver soldi, inizia a produrre scenografie vere, autentiche. C'è un artigianato del cinema, nascono scenografi, costumisti, tutta una serie di figure professionali per lanciare un settore davanti alla società. E il Colossal, che tanto oggi diciamo è americano, ha i grandi Colossal americani, un grandissimo picchio. Il Colossal nasce in Italia, l'America lo copia da noi, ma è nato a casa nostra. E adesso veniamo a noi, perché iniziamo con i problemi veri. Ogni film ha una colonna sonora, giusto? Lo sappiamo tutti. Ma magari a volte non la sentiamo, a volte non ce ne frega niente, però caspita, questa musica, il top è stato Titanic, ok? Dove Celine Dion si è rifatta la casa con quello che ha guadagnato dopo aver fatto la colonna sonora di Titanic. Queste qua sono le funzioni principali di una colonna sonora, no? Le vedete qua. Soprattutto è importante che la colonna sonora è al servizio del film e assume varie funzioni a seconda del film. E soprattutto, attenti qua, ha un rapporto inscindibile, l'ultimo punto, con le inquadrature e con l'atmosfera della scena o con il personaggio. Vi faccio vedere un esempio. Attenti, Qualcuno ha visto questo film? No, guarda, ci sono dei martiri là, guarda. Perché vi faccio vedere questo film qua? Perché questo film pone dei problemi. Il primo, siamo immersi a casa di qualcuno, non me ne frega niente di chi sia, siamo in una sala dove c'è della musica, ok? Da cosa lo capiamo? Primo perché la sentiamo e non siamo imbecilli, secondo perché c'è gente che balla, ci siamo? Bene. A un certo punto questa musica improvvisamente si blocca e ne sentiamo, quale sentiamo? Quella non ho capito. Bene, fermi su questo. Allora, noi sentiamo quella che è nelle cuffie della ragazza, giusto? Benissimo, quindi noi siamo come se fossimo noi la ragazza. Guardate che il regista non cambia l'inquadratura, basta semplicemente passare con un lavorino di tipo musicale, cioè fare questo taglio netto fra le due musiche e passare a quella in cuffia, che noi immediatamente siamo la ragazza. Ci siamo? La ragazza e il ragazzo ballano. Che musica ballano? Quella della ragazza, ma il ragazzo la sente? Oh, benissimo, ok? E che musica sente il ragazzo? Quella della festa, che sentono anche gli altri che sono lì e che ballano. Questo fanno per capirci, ok? Per cui, in altre parole, vedete come la musica ci aiuta a capire una situazione. Noi accettiamo il fatto che il ragazzo balli lentamente semplicemente perché sentiamo la musica di lei. Se no, se io vedo in discoteca uno che balla un valzer perché questo è, raccontatelo, questo è, quello è un imbecille. Basta sente nulla di quello che stiamo sentendo noi. Ci siamo? Bene. Allora, a un certo punto il teatro musicale
può entrare nel film. Cosa voglio dire? Che può essere che in alcuni film ci siano delle scene di teatro musicale. Cosa succede? Questo è un problema molto serio. Cosa vuol dire l'irripetibile diventa ripetibile? Vuol dire che se io vedo un'opera da teatro, improvvisamente io quel pezzo di opera che è nel film posso rivederla quando mi pare, giusto? E rimane sempre uguale a se stessa, perché per me è dentro la pellicola. Ok? Poi la falsa unicità dei protagonisti del film, per questo è chiaro, sia in un'opera dei cantanti lirici, il cantante lirico ogni sera canta in modo diverso, non canta mai sempre uguale a se stesso. Di fatto nel film canta sempre uguale, per il fatto che siamo all'interno della pellicola. Il punto di vista, anche se sono dentro un teatro, non lo scelgo io, lo sceglie il regista. E quindi posso avere questo tipo di inquadrature. Inquadratura di taglio teatrale, cosa vuol dire? Come se io fossi in una platea e vedo tutto il palcoscenico, ok? Oppure posso avere delle inquadrature da vari tagli, da vari punti di vista. Oppure posso vedere con gli occhi del personaggio, lo vedremo, attraverso un'inquadratura che si chiama soggettiva, e poi vedo delle inquadrature che non posso vedere in teatro se vado a teatro. Ad esempio, vedo i macchinisti dietro le quinte che si muovono per cambiare una scenografia. In teatro io non lo posso vedere questo, in un film sì. Esempietto. La reazione della gente che vede l'opera per la prima volta è molto dolorosa. Attenzione alla musica. E se lavano la mano per sempre, altrimenti impareranno ad apprezzarla, ma non la sentiranno mai veramente. Lei guarda il palcoscenico, attenti, vediamo lei che guarda e vediamo quello che vede lei dalla posizione dov'è. E poi altri tipi di inquadrature. Questa inquadratura io non la posso vedere in teatro, perché l'inquadratura fatta sul palcoscenico. Chiaramente io non vedo tutta l'opera in un film, ne vedo dei pezzi, però accetto, esattamente come in teatro, quando dico quella è la verità, accetto la danza anziché il teatro musicale entrare nel film, beh, c'è un problema di fondo, che la prima cosa è che non posso ricorrere al doppiaggio, non posso fingere. Poniamo caso, se io ho un uomo di 250 kg, quello mi si presenta e mi dice ciao, io sono un ballerino. Ah? E io ci credo, io so Garibaldi. No, tu non puoi essere un ballerino, tu puoi fare nuotare a spiaggiata, puoi fare un sacco di professioni, ma non puoi fare il ballerino, ci siamo. Il fatto che io abbia, però quest'uomo, paradossalmente, potrebbe, attenti, far finta di cantare in un film, giusto? Io lo doppio, magari lui è stonato che se ne frega, gli metto sotto una musica preregistrata, lui muove le labbra e figata puoi fare il cantante, perfetto, ma sicuramente non puoi fare il ballerino. Ma in un film che si occupa di danza non si possono avere non ballerini, devi essere ballerino, se no il film a me fa ridere, si mette a fare un balletto io, sono un idiota, viene Roberto Bolle, ma che figo, grazie, chiaro? Ci siamo, quindi occorre maggiore verità, non serve il playback perché io sto danzando e non sto parlando, e c'è la necessità di ballerini e non di attori. Eccoci qua, Excelsior arriva nel cinema per 3 volte. Il primo è nel 1913, guardate che non è una data casuale. Il secondo con quest'altro film che si chiama Altri tempi del 52 e il terzo arriva con Cuore di Luigi Comencini. Vediamo cosa succede in maniera drasticamente differente in questi 3 modi di raffigurare l'Excelsior di Marengo. Questo è Luca Comedio, sembra un po' un eroe nazista, però in realtà vi assicuro che faceva
che faceva il regista. E Comerio fa questo film che lui chiama, attenti, azione cinefono-coreografica. Dire, ma chiamarla ripresa non ti piaceva? Evidentemente ha un senso chiamarla così. E soprattutto si affianca a questi due signori, Luigi Biancofiori, che è scaricato credo questo, spero di no, Luigi Biancofiori e Luigi Sapelli. Luigi Sapelli era un grandissimo costumista teatrale, si chiamava Caramba in arte, proprio perché nel senso di, a Napoli direbbero cioè, meraviglia di quello che riusciva a fare con le stoffe, con i tessuti, ok? E all'inizio questo film, quando è nato, era lungo 2000 metri, perché la lunghezza della pellicola era 2000 metri, oggi ne rimangono 450 metri, rimane pochissimo di questo film. Però la cosa importante è che per allestire questo film furono spese una vaccata di soldi intergalattica, perché fu addirittura costruito un teatro. Questo è importante. Il regista che vuole mettere in scena un balletto, attenti su questo, dico ma io faccio un film, lo posso fare anche all'aria aperta. Invece no, come lo dice, lo facciamo all'interno di un teatro. Perché deve costruire un teatro e non se ne va a prendere uno che è già bello e pronto? Semplicemente perché i teatri hanno delle programmazioni, per cui di questi film altre scene vengono girate all'aperto. Questo è il Corriere del Teatro, il giornale del Verno. Guarda cosa dice: alle porte di Milano venne appositamente creato un teatro per lo svolgimento delle scene. Furono scritturati artisti di valore ed un immenso numero di comparse per le grandi masse. Venne ingaggiato per vari mesi uno dei più importanti serragli con ben 26 leoni. Furono costruite strade, ponti, provvisori e scene interessarono il cinema. Quindi questo film era in realtà ispirato, se così possiamo dire, ad uno spettacolo teatrale. A quale spettacolo teatrale? A una rappresentazione dell'Excelsior che viene fatta alla Scala nel 1908-1909, evidentemente ero sotto questo tanto stupefacente di Freccia Bianca che veramente trasfuso dalla parte d'alta. Per cui sbagliato, per 1909, attenti, costumi, guardate che c'è Luigi Sapelli, lo stesso che fa i costumi per il film, e c'è questo signore, Eugenio Frei, questo qua era un torinese di origine, che lavorava a Parigi, faceva lo scenografo. Ma perché Comerio, il regista del film, quando va a fare il film, guarda proprio quello spettacolo teatrale e si ispira proprio a quello spettacolo teatrale e non a un altro? Per questo motivo, perché, guardate, all'interno del film, dello spettacolo teatrale, erano presenti le proiezioni cinematografiche. Era il primo spettacolo teatrale che univa teatro e cinema. All'epoca era un fatto importantissimo, una cosa mai vista per l'epoca, unire queste due arti. Ecco qua, questo è il secondo esempio. È un film del 52, questo vediamo proprio lo stralcio e ve lo commento mentre lo vediamo, dal primo. È un film del 52, una tipica commedia all'italiana in sostanza, però anziché essere un film unico, è un film fatto a piccole episodi, a piccole sezioni. E noi adesso però chiaramente quello che ci interessa è il numero 2, ok? È quello del balletto che c'è. Queste sono alcune foto dei film, dei vari episodi di questo film. Questa qua è una foto presa dal balletto che c'è dal film. Cerco di commentarlo perché possiamo improvvisare. Guardate, come quadratura ci fa vedere dove siamo. Poi un carretto di macchina da fretta ci fa vedere l'orchestra. Ok? Per cui noi capiamo che stiamo ascoltando la musica dal parte dell'orchestra possibile e noi vediamo direttamente su quale progetto. Il cinema non c'è la parte.
tutto il balletto viene tagliato in funzione dei personaggi. Si arriva alla scena del capolavoro del cenista. Guardate la bambina da e guardate il palcoscenico. Gli operai da una parte stavano il versante italiano, vedete qua sulla destra, dalla parte opposta c'è il versante francese, ok? Eccolo. Devono abbattere l'ultima parte di muro che inizia ancora il traforo che è quasi completato. Scopo si passa all'altro. No, non stanno mimando delle cose. E la scena del cenizio? Questa è un'altra scena, quel cenizio non c'entra nulla. Questa è volta che sta provando a far funzionare la vita. Entra la luce. Sembra un po' la parte di Pinocchio, perché è una ballerina, però improvvisamente fa funzionare la vita. Molta ringrazia la ballerina, si alza in aria, lo calcolano il Pinocchio e si ritorna al cenizio, dove si sfonda l'ultima parte della parete e finalmente francesi e italiani si vedono. Una complicazione. Noi l'accettiamo semplicemente perché la vediamo, ma se io la faccio osservare, la situazione cambia aspetto. Non è poi così chiara come sembra. Attenti adesso e guardate. Voglio dire, per fare questi movimenti, scusate, ma non è che servono queste grandi ballerine. Io all'asilo però le facevo, no, perché ero di 60 kg in meno, però le facevo. Questa è una ballerina, questo sicuramente sì. La scena del trionfo finale. Esatto. Vado alle osservazioni su questo, se no riesco a farvi vedere anche l'altro che ci tengo molto. Allora, il balletto dura 2 ore e mezzo. Questo episodio dura 3 minuti e 45 secondi. C'è qualcosa che non quadra, mi sembra evidente. Manco se la metti in lavatrice a 90 gradi riesci a restringerlo così il balletto. Ci siamo. Eppure lui ci riesce. Quello che interessa al regista però non è tanto far vedere il balletto, tanto quanto mi sembra far sentire più il narratore, più quello che spiega i personaggi. Che cosa fa il narratore? Rende comprensibile qualcosa che è incomprensibile. Cosa voglio dire? Se avesse visto il film senza la voce del narratore, quanti di voi avrebbero capito che in scena c'erano luce, civiltà e oscurantismo? Nessuno. Questo vuol dire che il narratore è importante per far capire cosa succede in scena, in un balletto. Salta la struttura episodica del balletto, quello che vi ho detto prima. Il balletto è fatto di diverse sezioni, diversi episodi. Il regista li mischia tutti. La scena del Cenisio a un certo punto si interrompe, si passa alla scena di volta e poi si ritorna al Cenisio. Questo passaggio dal punto di vista cinematografico, attenti, vuol dire che le due scene del Cenisio e di volta si svolgono contemporaneamente. In realtà nel balletto non è così. Giusto? Prima si svolge una scena tutta per intero e poi si passa alla successiva. Non si svolgono assieme. Tralascia completamente altre scene, ci sono altri pezzi del balletto che noi non vediamo e non ci chiediamo il motivo per cui non li vediamo. Al regista piace che noi vediamo quello lì e noi stiamo zitti in
silenzio e vediamo quello lì. Proprio quando la prof di greco magari mi spiega una cosa, dico, ma prof, qua veramente non posso dire gli aggettivi della seconda classe, perché no, qua stamattina facciamo la visita zitto e mosca. Giusto, prof? Appunto, non sono richieste del pubblico, chiaro? Ok. Appunto, l'interesse del regista è verso il narratore e non verso il balletto in quanto tale. Tant'è che non è necessario in questo film avere dei ballerini autentici. L'ultima scena, quella del telegrafo, non è che ci voglia catafraccia a fare quel giratorio, voglio dire. E veniamo all'altro esempio, cuore. Qui è più complesso. Posso andare avanti ancora 10 minuti? No. Ci proviamo, 5 è difficile perché 5 è quasi dura la scena, ci proviamo. Sì. Allora, è ispirato al romanzo Cuore di De Amicis. È un film che per l'epoca è costato una mancata di soldi, 6 miliardi e mezzo di lire. Costato tantissimo. Produzione internazionale. A noi dice per l'epoca sì. Allora parliamo di più o meno 3 milioni di euro attuali, che oggi non sono niente perché quello che... No, per scherzare, è quello che guadagna un Briatore in una giornata da quando si alza a quando va a dormire, non è moltissimo, però per l'epoca era più o meno questo il range degli ascolti. Attenti a cosa fa il regista. Posso? Bene. L'azione nel romanzo è ambientata negli anni 80 dell'Ottocento. Il regista la sposta negli anni 90 dell'Ottocento, ma la fa partire dal 1915 e con un flashback si torna indietro. Il 15 è il secondo anno della Prima Guerra Mondiale ed è l'anno in cui entra in guerra l'Italia, oltretutto. E un motivo ci dovrà pure essere perché ha fatto questo spostamento. Attenti, guardate, il libro Cuore non è un racconto unitario, ma ha una struttura episodica esattamente come Excelsior. Sto a vedere questo balletto, figlio, perché lo ritengo istruttivo. Il padre racconta al figlio quello che sta guardando. Questa prima figura rappresenta l'eterna lotta tra il bene e il male. Guardate come il narratore è molto più garbato del La precedente, dama bianca, quasi come se stesse guardando qualcosa di sacro. Attenti anche alla scenografia che vediamo. ma ecco che specchia le catene. Occhio all'inquadratura. Qua, questa è l'Italia. Quello l'uomo nero è lo scurantismo. Il balletto va avanti, noi accettiamo che vada avanti perché c'è qualcuno che ce lo racconta. Sul progresso, sul futuro, ci sarà sempre questa inquadratura, accadrà altre 2 volte. E mentre il balletto va avanti, e noi lo sentiamo, lo guardiamo. Delle frecciatine morali. Ecco la costruzione del traporo del Moncenisio. Anche qua c'è il Moncenisio. La ferrovia passerà sotto la montagna, portando la pancia all'acqua. Ma i trapori si iniziano contemporaneamente su 2 lati. Se in campo sono giusti, le 2 squadre, quella italiana e quella francese, si incontreranno a metà strada. Ma io non voglio che i calcoli siano sbagliati. Vedete che noi gli episodi li vediamo tutti veramente sintetizzati, ma li vediamo tutti per intero. Viene rispettata la struttura del balletto. Non si voglia fama, sta per essere abbattuta.
angoli erano giusti. Francesi e italiani si abbracciano felici. Io non vedrò sotto il mondo di riserva, ma sono certo che la scienza e il progresso faranno sì che i popoli siano fratelli, che vivano prosperi in un'idea di pace e benessere. L'ho va avanti e poi si arriva direttamente al finale. Guardate la scena che vedete, fotografatevela, guardatela, perché la scena che vedete non è stata costruita appositamente per il film, la scenografia. Mando avanti, ecco, vi ho messo qui la posizione dei personaggi all'interno del teatro, ok? Le vedete qui in basso, palco di platea in basso qui laterale, e poi questa qua è la posizione delle telecamere all'interno quando hanno girato la pellicola. Eccole qua. Quello che vi voglio far vedere è che l'ultima cosa con cui chiudo è la scenografia che avete visto nell'ultima scena. Vi ho detto prima che lo spettacolo non è nato, quel film che vedete non è nato, scusate, quelle Excelsior che avete visto nel film non è stato fatto apposta per il film, ok? Ed è uno spettacolo che è stato fatto, che nasce a Firenze negli anni 60, fine anni 60, e che poi Teatro alla Scala ha comprato, 67. E prima del 68, cioè è uno spettacolo del 67, ma perché il regista ha scelto quello spettacolo e non un altro? Lo poteva rifare, poteva crearne un'altra di scenografia, come hanno fatto nel film di Comelio. Invece qua no, la scelta è voluta quella di prendere uno spettacolo teatrale, c'è un motivo, perché questo spettacolo teatrale è un trionfo del cosiddetto teatro all'italiana, cioè della scenografia fatta come gli artigiani italiani sapevano fare. Due parole su come è fatta questa scenografia e una parola, la parola scenografia, non basta. Sì. E aspettate un attimo, ok, eccola qua. Attenti, è una successione di quello che in teatro si chiamano principali. Un principale è una tela bucata al centro. Vedete? Prendete questa, guardate come fa. E al centro chiaramente c'è un buco per consentire che gli altri via via vadano in prospettiva. Ok? Viene esaltata la profondità del palcoscenico. Quindi vedete tutti i principali segnati, la successione dei principali. Attenti, la scala praticabile ci può salire sopra, ok? È stata messa perché in questo modo viene alzato quello che in storia dell'arte si chiama il punto di fuga della prospettiva. Eccolo qua, anziché essere portato a livello del palcoscenico, viene portato più in alto. In questo modo il palcoscenico sembra molto più profondo di quello che è. Per farvi capire, questo è il palcoscenico